Buonasera, qui Lombardo Stefano per Baby TV con il Mister Big della Pro Palazzolo. Domanda per il Mister: un'altra grande partita, un'altra grande vittoria, l'ottava di fila in un campionato totalmente per il momento dominato con un attaccante che oggi fa 4 gol come Merli. Ci sono delle cose in questa partita che invece non le sono piaciute, che magari si potrebbero migliorare? Allora, l'ho detto anche in un'altra partita, c'è sempre da migliorare, anche se in una partita vinta 7-2 è difficile magari trovare qualcosa che non sia andato bene. In realtà nel primo tempo, a fronte di tante occasioni anche clamorose avute, non mi è piaciuto tanto la frenesia con cui abbiamo ricercato il gol, perché ovviamente le ragazze guardano la classifica, quindi si aspettano di trovare una squadra che ovviamente ha un punto di classifica che sia facile arrivare là, e magari c'è un po' questo desiderio, anche senza volerlo esprimere direttamente, ma di andare a far gol anche più giocatrici. Quindi è mancata un po' di serenità nel primo tempo nell'andare a cercare il gol, perché poi le occasioni le abbiamo avute, come le abbiamo avute poi nel secondo tempo, quando invece, complice ovviamente anche la stanchezza, gli spazi sono diventati molto più grandi, quindi abbiamo trovato molte più possibilità di andare a fare gol e siamo stati anche un po' più precisi. A proposito di questo, nello spogliatoio ha detto qualcosa di particolare alle sue ragazze? Ma niente, quello che ho detto adesso, cioè di ritrovare quella serenità e di giocare con pazienza, perché alla fine le occasioni le avevamo avute nel primo tempo e le abbiamo avute anche nel secondo tempo, ma le abbiamo gestite ovviamente meglio, visto che abbiamo fatto comunque 5 gol. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Qui Lombardo Stefano per Baby TV con il Mister Nucera della Riozzese. Mister, partita complicata contro la prima in classifica che sta dominando il campionato, però un primo tempo eccezionale, mi verrebbe da dire. Primo gol un po' fortunoso ma creato su una bellissima azione, e poi secondo gol una perla di Mainetti. Sì. Quindi, nonostante la sconfitta complicata, il periodo complicato, guardando la classifica, che cosa le lascia di positivo questa prestazione? Da cosa si può ripartire? No, noi dobbiamo ripartire sicuramente dal primo tempo, dal fatto che le ragazze sono giovani, cioè la più vecchia ha 22 anni, abbiamo fatto giocare una ragazza di 15, quindi ripartiamo da quello, il futuro è dalla nostra. Dobbiamo avere la pazienza, la voglia di continuare a lavorare in un certo modo, però diciamo che il futuro ci sorride. Abbiamo avuto anche un calendario difficile perché abbiamo incontrato tutte le più forti. E invece, se c'è qualcosa che potrebbe recriminare alle sue ragazze, qualche cosa che non le è piaciuto, di atteggiamento, di sviste o qualcosa? No, guarda, no, recriminare no, però diciamo che dispiace il fatto che abbiamo mollato un po' troppo alla fine, però ci sta, comunque siamo arrivati a noi, abbiamo anche tante assenze, quindi siamo arrivati un po' contati, però non è una loro colpa, è una situazione, è un dato di fatto. E durante la partita abbiamo visto dei cambi di formazione particolari, ad esempio Cattivelli che ha iniziato davanti con Asti dietro, poi un cambio così. Sono cambi obbligati per... Sono esperimenti, chiedo scusa. Sì, no, se sono cambi obbligati, se sono esperimenti per capire dove poi magari ogni giocatrice può dare meglio di sé. Essendo giovane c'è ancora margine di miglioramento. Esatto, allora il discorso è proprio questo, io le ho prese quest'anno, alcune le abbiamo cambiate di ruolo con ottimi risultati e si fanno le scelte per il loro bene, perché comunque essendo giovani hanno margini di crescita. Siamo anche un po' obbligati, perché comunque avendo tante assenze ci dobbiamo inventare qualcosa strada facendo. Cattivelli è già la seconda volta che prova da punta, il suo ruolo è da terzino, infatti, però diciamo che cerchiamo di metterli là dove possono eventualmente creare anche disagi agli avversari. E secondo lei, collegandoci alla prima domanda che le ho fatto, secondo lei, nonostante la sconfitta, può essere questo magari un messaggio, nonostante appunto una sconfitta alla fine per 7-2, ma contro la prima che sta dominando, 42 gol in 8 partite, e una Merli che fa 4 gol, tra l'altro l'ultimo molto bello. C'è qualcosa, cioè questo può essere il momento per ripartire, per magari cercare anche di invertire un po' la rotta e puntare con le squadre un po' più, tra virgolette, di classifica che arriveranno nelle prossime giornate, magari anche di puntare a delle vittorie per salvarsi? Guarda, assolutamente sì, assolutamente sì. Fortunatamente cominciamo forse anche a recuperare qualche infortunato, perché comunque, come dicevo, siamo un po' risicati, ma sicuramente sì. Il futuro è della nostra, io sono sicurissimo, le ragazze si salveranno e si salveranno bene. Perfetto, grazie mille, buona serata. Prego, altrettanto.